e dunque giocherà anche Chievo. Abbiamo collegato il Giao, ex presidente del Padova, Sergio Giordani. L'abbiamo chiamato per primo perché è un uomo che va letto molto presto perché lavora tantissimo, allora non vorrei mai stancarlo e quindi lo ringrazio comunque della sua disponibilità. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. Hai detto due bugie in un colpo. Quali? Che lavoro tanto e che vado a letto presto. Non sono bugie, non è che lavora tanto o non lavora tanto Presidente, ma ha sempre No, no, detto... faccio finta. Mi dà un atteggiamento. Mi dà Ah, un ma ha atteggiamento. sempre detto che lavora tantissimo, che è in giro per il mondo. Non è vero. Allora vede che mi racconta molte bugie, va bene, dai, sono sottigliezze. Allora, la prima domanda, Sergio Giordani, di mercato non ne parliamo, parliamo invece della situazione del calcio italiano e parliamo anche del Padova, che dopo 10 anni con la presidenza di Marcello Cestaro cambia proprietà e arrivano di nuovi proprietari. Ecco, e in questi 10 anni può fare un resoconto Sergio Giordani, visto che prima di Cestaro, prima ancora c'era Mazzocco, prima ancora c'era Viganò, ma c'era Sergio Giordani. Ecco, può raccontarci questi 10 anni secondo lei di Marcello Cestaro? Beh, diciamo che Marcello, cioè, purtroppo l'eco no, è un po' fastidioso. Eh, Pronto? Sì, no, la sentiamo bene, la stanno sentendo i nostri ascoltatori. Mi dà anche Io poi... sento molto male, mi sento molto male, mi scuso. non c'è problema, Dico. l'importante è che sentono Sono bene. stati 10 anni sicuramente importanti. Marcello è arrivato, ma forse in maniera casuale, però si è affezionato alla squadra in maniera importante, ha dato moltissimo. In termini economici, da quello che leggo sui giornali, ha speso moltissimo, purtroppo non è riuscito a coronare il suo sogno di portare la squadra in Serie A. Non era solo il suo, era anche il mio, era un po' il sogno di tutti. Difficile sarà trovare un altro presidente che è disponibile a spendere cifre del genere. No, no, è tutto vero, era un'analisi che dispiace che dopo aver speso, ma ormai l'abbiamo detto e ridetto, aver speso tanti soldi, non raggiungere l'obiettivo della Serie A è anche un mea culpa, perché bisogna riconoscere al di là del ringraziamento che tra l'altro oggi compie gli anni e sta festeggiando proprio sui Sì. coniugani il compleanno Marcello Cestaro con tutti gli ex soci del Calcio Padova. Ecco, al di là di ringraziarlo, però sicuramente qualche errore l'avrà pur commesso, dico io. Ne ho commessi tanti anch'io, ne ha commessi anche lui, è normale, cioè, è normale sbagliare in questo campo, è molto facile, è molto facile. Sì, Io sì, mi scuso ma non riesco a parlare, cioè, non mi ho scuso, capito Presidente. non riesco a parlare tipo un rimbombo. Ah, c'è tutto un rimbombo. Non so, chiedo a Lucia, che è il nostro tecnico, se può rimediare. Riproviamo a richiamare il Presidente, vediamo se riusciamo E con mi altro... scuso ma No, no, ma succede, può succedere perché siamo in diretta streaming e quindi mi in sembra, diretta... ecco guarda, adesso è terminato, È, no, è ter- cominciato. è terminato. Beh, cerchiamo di arrangiarci in questa telefonata. Adesso la nuova proprietà è arrivata, se mi sente, poi sono stanco di darle da lei, adesso le do del tuo anche, visto che l'orario me lo permette. Prima. Sergio, allora la nuova società è arrivata e ha preso in consegna una società a debiti zero perché è stato tutto ripianato da Cestaro con anche costi diciamo di ingaggio non esorbitanti come quelli che aveva Cestaro. Sta cambiando un po' il mondo del calcio secondo te? Sta cambiando moltissimo ed è giusto che cambi. Trovo l'iniziativa del salary cap molto intelligente. Io a suo tempo l'avevo proposta ancora 17-18 anni fa a Mattarese, ma mi diceva che non era possibile, perché sarebbe aumentato a dismisura il nero nel settore. Però non vedevo il problema, come non c'è adesso, ognuno si prende le sue responsabilità se si comporta in termini fiscali fuori dalla legge. Sì, Per cui lo vedo molto importante, per mettere un tetto perché c'è un'esagerazione. sì, però voglio ricordare Giordani che il salary cap è per chi vuole rispettarlo, però se un presidente vuole pagare di più un giocatore è libero di farlo. Certo, ma costituisce un impatto psicologico importantissimo, a mio modo di vedere, proprio nelle trattative. Uno Ecco, vuole chiaramente fare un salto di qualità, almeno sulla carta importante, può prendere anche qualcuno. Però ad esempio la nuova proprietà a me è piaciuta in maniera particolare perché non ha
come al solito ho detto andiamo in Serie A, facciamo qua, facciamo là. È stata molto calma e tranquilla, penso che sia una dote positiva. Non promettere cose che si fa fatica a promettere, specialmente in questo periodo di crisi economica. No, no, sì, sicuramente, poi staremo a vedere anche se commentiamo il lato tecnico, sono arrivati molti prestiti dal Parma, si dice che c'è un rapporto privilegiato fra le due società, si dice che questa società non spenderà molti soldi perché vivrà con i soldi della Lega e con le sponsorizzazioni di Cestaro. Si dicono tante cose, ovviamente però bisogna prima vedere come lavoreranno, come Io opereranno. queste cose ovviamente non le so. Parto da un presupposto, che bisogna educare un attimo i tifosi, anche se si fa fatica a dire queste cose, che in questi periodi bisogna cominciare a pensare che i soldi dei ricavi devono essere pari pari ai soldi delle uscite. Non ci può essere una via di mezzo. E quindi, Non sempre c'è il Paperon dei Paperoni che arriva per finanziare. vabbè, Vedo che anche le grosse squadre, vedi Milan, vedi qualche altra, sta molto attenta a fare gli acquisti, perché la situazione economica è difficile e di conseguenza serve anche una moralità nel calcio. d'accordo, però questo si può fare in Serie A, in Serie B forse, in Lega Pro, Prima Divisione o Serie C come vuole chiamarla, lì è un bagno di sangue e i presidenti devono tirare fuori i soldi. Vabbè, ma partiamo dal presupposto che, parlo di Serie B, che i soldi incassati dai tifosi, dalla Lega, eventuali sponsorizzazioni, tutto quello che può arrivare in termini di contributo in una società, deve essere pari alla spesa. A me sembra un concetto molto corretto. No, no, è Chiaro che corretto, si fa fatica a digerire, però specialmente dopo il passaggio di un presidente come Marcello Cestaro che investiva molto nel calcio. sì, però come concetto non fa una piega, però così possono farlo tutti i presidenti, anch'io che non ho soldi. E non va bene. No, no, dico, Eh, no, va eh, benissimo. non va bene, dov'è il problema? Ecco, nel caso tuo, No, sarebbe un danno. lei non ha capito la mia provocazione, volevo dire che potrebbe rifarlo anche lei. No, le minestre riscaldate non va mai bene. Vecchia questa storia qui, non è. Ho fatto il mio tempo e mi sono divertito, ho avuto un minimo di risultati, per cui a me piace. Io sono ancora un tifoso del Padova, lo vivo bene, lo vivo emotivamente, a me piace andare a vedere la partita e trovo che sia giusto così. Insomma. Ricordiamo sempre che Giordani è stato l'ultimo presidente che ha portato il Padova assieme a Puggina, è giusto ricordarlo, poi ha preso le redini lui come presidente in Serie A, dunque dopo di Giordani, e prima di Giordani sono passati addirittura 32 anni e dopo ne stanno passando, non dico altrettanti, ma quasi quasi ci stiamo arrivando e quindi i tifosi del Padova la Serie A la vedono col binocolo. Io penso che bisogna essere onesti nei rapporti con i tifosi e dire la verità. E io non conosco personalmente nei dirigenti del presidente attuale, però io consiglio di dire assolutamente la verità e di essere trasparenti con i tifosi. Chiaro che forse prendere tutti i prestiti forse non è produttivo in termini di costruzione nel tempo della squadra, però ripeto, dipende dalla disponibilità economica che ha uno. E oggi trovare uno che vuole rischiare nel calcio non penso sia molto facile. No, no, è difficilissimo, sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo. Vabbè, ogni modo, Io ricordo solo un dettaglio che ho cercato con una squadra in Serie A, una squadra di proprietà della società, con un piccolo utile e alla fine nessun imprenditore padovano, ma ho battuto qualsiasi imprenditore e alla fine è arrivato Viganò, denigrato Viganò, che secondo me forse si è circondato, come spesso capita, delle persone sbagliate, ma penso che alla fine sia costato molto anche a lui. no, sicuramente, però c'è una cosa da dire, Giordani, che anche nei periodi dove l'economia non era disastrata come è quella attuale, a Padova i presidenti per dirigere la squadra di calcio non è che se ne trovavano tutti i giorni, anzi cercavano altre scappatoie, altri interessi, ma il calcio Padova ai padovani, quelli che stavano bene economicamente ovviamente, era l'ultimo dei problemi che si ponevano, però tutti mi scusi, io penso che per fare calcio... volevano venire allo stadio gratis e chiedevano a non lo so gratis. no, chiedevano biglietti Alla omaggio anche a fine, lei.
per fare calcio ci vogliono secondo me tre caratteristiche: essere in termini di disponibilità economica soddisfacenti, amare il calcio, la terza caratteristica è metterci la faccia, perché quando va bene sei l'eroe di Padova, ma quando va male diventa dura. Per cui cosa non facile, a Padova ci sono molte persone facoltose ma non amano il calcio. Ma se facciamo anche un'analisi, anche a livello d'Italia, di quanti presidenti sono della propria città, penso siano molto molto pochi. No, è vero, è vero. Me ne viene in mente il Brescia, me ne viene in mente il Livorno, me ne vengono in mente moltissimi. Verona, l'ultima che è andata in Serie A, se non sbaglio il presidente non è di Verona ma Emilia Romagna, una cosa del genere, non lo so esattamente. Però sono moltissimi, bisogna smettere con il radicamento del presidente, deve essere il presidente della squadra, deve essere il presidente della città. L'importante è che sia una persona che ha voglia di fare, onesta, corretta nei rapporti con i tifosi, che costruisca la società. Io penso che questo sia importante. Sicuramente, nel concludere questa telefonata... Anche perché se uno non si dissangua nel tempo, è molto più facile che duri, e durando nel tempo significa costruire una società organizzata, una società che ha un futuro. Praticamente quello che doveva fare il buon Cestaro, che non l'ha fatto. E lei è stato un eroe, o tu sei stato un eroe per Padova, visto che sei stato il presidente che ha la porta di Serie A? Prima dicevi, se fai bene sei osannato, se fai male ti fischiano. Ecco, Giordani è stato più osanato o più fischiato? Ho osannato, direi. Quindi, vedi... Io ho rapporti eccezionali con i tifosi, ancora con gran parte dei giocatori, incredibilmente con i giornalisti, per cui io conservo... Non serviva che dicessi incredibilmente, cioè era una parola... a me piace punteggiare la categoria. Sì, lei lo so che si diverte in questo. Io ho avuto una grande fortuna e un pizzico di capacità, avere un grande direttore sportivo che si chiamava Piero Agradi. Sì, e anche capacità nel tenerlo. Molto probabilmente se Piero Agradi trovava Cestaro per la sua strada avrebbe resistito poco, non come... Già non resistiva molto con Pugina, per fortuna c'eri tu. Se c'era Cestaro credo che Agradi avrebbe resistito pochissimo, presumo. No, non ne ho idea, comunque io mi trovavo benissimo, e anche quando era finito il rapporto di lavoro io avevo conservato un rapporto di amicizia con Piero Agradi, che lo consideravo veramente una grande persona, non solo sotto l'aspetto tecnico, perché lui aveva il coraggio di rischiare con i ragazzi, con tutti capaci di comprare Ibrahimovic e similari, ma bisogna avere il coraggio di prendere i Franceschetti, i Balleri. Sì, anche perché con te era difficile prendere Ibrahimovic. Mi sembra era meglio prendere Franceschetti. Detto questo, Sergio, l'ultima domanda. Era un grande. Sicuramente, d'accordo. L'ultima domanda, una Serie B sembra sulla carta, dopo bisogna andare in campo, abbastanza mediocre, tolto il Palermo, d'accordo? D'accordo. Per cui se uno, anche l'anno scorso era abbastanza mediocre, si sta abbassando un filo. O più che abbassando forse si sta livellando, cioè ce ne saranno poche, e per cui diventa anche un campionato interessante. Sicuramente il Palermo sarà qualcosa di diverso, forse anche il Pescara, nonostante sia reduce dalla retrocessione, ma se sarà, è sempre un bel campionato quello di B. Ah beh, sicuramente sì. Anche diciamo che a me manca, a me manca. Vede, chissà che per cui non vedo l'ora che arrivi fino a agosto. Ah, ho capito, va bene. Io la lascio, le auguro una buonanotte, perché domani mattina si alzerà presto e non vorrei che a differenza di te, a differenza tua, esatto. mi alzo presto. Non vorrei che fossi in difficoltà e domani mattina nel lavoro iniziale magari qualche parola me la mandi, allora è meglio di no. No, sto scherzando, perché lo dico anche nella nostra missione con Giordani, è un gran rapporto, dunque qualche battuta scappa, anche se non è professionale, però mi permetto di farlo. È reciproco. Grazie Sergio Giordani, buonanotte. Buonanotte a tutti voi. Grazie Sergio Giordani. Ricordo che è l'ultimo presidente che ha provato il Padova in Serie A, e dunque dopo 32 anni, lui non era ancora presidente, il presidente vero era Pugina, però lui era quello che faceva tutto. Pugina era presidente, ma era Giordani in consiglio di amministrazione che dirigeva tutta la baracca. In effetti poi quando è andato in Serie A ha preso le redini in mano lui.